posso lanciare un controllare. appello che si legge tra le righe in questi giorni. Allora, praticamente è stato deciso che il trasferimento dell'archivio di Stato non verrà fatto nella caserma Savorgnan di via Aquileia. Quella secondo me è la soluzione. Perfettamente d'accordo. Quella è la soluzione. Utilizzare, infatti anche Pierre è d'accordo, avevo sentito che Pierre è d'accordo, utilizzare, che è proprio a ridosso del centro, utilizzare la caserma di via Aquileia, la caserma Savorgnan, per fare nuovi parcheggi. Sarebbe una manna per via Aquileia, per viale Ungheria, per il centro di Udine, perché sei a 2 passi. Quella lì potrebbe risolvere tanti problemi. Sì. Sarebbe diciamo, speculare rispetto al parcheggio di Piazza Primo Maggio, tanto criticato, ma che meno male che c'è. Ecco. Ma questa è un'ipotesi che qualcuno ha preso in considerazione? Ho 3 abbonamenti, per quello condivido. Allora, diciamo che storicamente si è parlato, ma anche il mandato precedente, forse quello prima ancora, allora, c'è il grande tema di cosa fare delle caserme dismesse a Udine, questo è un tema anche più grande. La ex, adesso mi sfugge, Duodo, che è quella a fianco, diciamo dall'altra parte di via Ungheria, e quella di cui parla Michele, che è tra via Aquileia e via Ungheria, si era spesso pensato a questo, diciamo, utilizzo. Adesso che l'ipotesi di portare lì l'archivio di Stato, che francamente mi sembrava veramente uno spreco, e quindi sono ben d'accordo, cioè sono contento che non ci sia, se riuscissimo a lavorare su quella prospettiva lì non sarebbe male, considerando che comunque servono anni, ecco, per realizzare una cosa del genere. Però, siamo all'anno 0. Certo, però risolverebbe in futuro, non risolverebbe i problemi a breve, ma risolverebbe i problemi in futuro.